PR è stata proprio un'opportunità per 8 comuni, ha dato questa opportunità temporanea, quindi è iniziata un'avventura iniziata nel 2010 e si sta concludendo a febbraio 2015. Lo scopo è stato quello di usufruire di fondi europei veicolati tramite la Regione e tramite un bando ci siamo aggiudicati più di 2 milioni di euro. Questi 2 milioni sono stati appunto distribuiti nel territorio. Il comune di Maser ha appunto avuto la possibilità con questi fondi di restaurare, fare un intervento appunto di recupero della facciata nord del municipio. È appunto la struttura che vedete alle mie spalle, un'antica villa del XVI secolo. E poi altro intervento che abbiamo fatto è stato quello di un recupero di un antico lavatoio e il recupero di un oratorio, una chiesetta di San Vittore Corona. Questi soldi sono stati proprio importanti perché altrimenti con le difficoltà economiche che ci sono e quant'altro l'amministrazione comunale non avrebbe potuto sostenere completamente questi costi. Questo edificio qui si chiama Oratorio dedicato alla Santissima Trinità, risale al 1600, è costituito dall'oratorio, dalla sacrestia e da un piccolo spazio ad altezza uomo piccolino. Sono stati necessari degli interventi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda il campaniletto e le fondamenta, in quanto le infiltrazioni di umidità avevano portato ad uno stato di degrado l'edificio. Siamo nella frazione di Coste di Maser, una frazione, la piazza della Pieve. L'intervento che è stato fatto in questo luogo è il recupero dell'antico lavatoio che risale sicuramente fine 800, primi 900. E siamo aggiudicati anche un ulteriore finanziamento per poi andare a riqualificare anche tutta la piazza della Pieve. La chiesetta di San Vittore Corona, un oratorio appunto donato a metà del XIX secolo al comune di Maser, e fra l'altro era anche diroccato, il tetto era crollato perché era in legno, aveva infiltrazioni d'acqua, e grazie al volontariato degli alpini sono state recuperate le mura, quindi ricostruito, rifatto il tetto, e poi grazie appunto a questo finanziamento abbiamo riqualificato gli intonaci e risanato, diciamo, l'umidità che saliva appunto al terreno. Il nostro territorio è un territorio che ha delle grosse potenzialità come vocazione turistica, e credo che sia dovere e compito di ogni amministratore di valorizzare il nostro bene, le cose appunto belle che abbiamo dal punto di vista architettonico o rurale.